Voglio fare un appello innanzitutto possibilmente di rispettare i giorni di conferimento, perché noi abbiamo un sistema agevole rispetto ad altri comuni, non c'è un porta a porta spinto, non c'è la tariffa puntuale, c'è un sistema di isole di prossimità, però va rispettato il calendario perché altrimenti ci troviamo delle situazioni spiacevoli. Stiamo già intervenendo da una parte grazie anche all'impegno della Dox Lanterna e anche della cooperativa Pelicano Verde, con dei maggiori interventi sul territorio per la pulizia, soprattutto delle isole di prossimità nelle frazioni dove siamo più colpiti. Dall'altra stiamo anche sanzionando perché è importante dare un segnale. Abbiamo fatto ultimamente oltre 400 sanzioni per conferimenti scorretti di rifiuti. Un'altra cosa che sembra banale ma non lo è la presenza sul territorio di topi, scarafaggi e tutti quelli che sono quegli animali che durante l'estate soprattutto sguazzano sulla spazzatura, e non parlo anche dei cinghiali su cui stiamo intervenendo anche grazie a un impegno regionale. Anche qui stiamo facendo un intervento straordinario di deratizzazione, di disinfestazione, e per quanto riguarda i cinghiali abbiamo anche contattato l'ambito locale di caccia e non solo, abbiamo contattato anche la regione perché è un problema che sta diventando non solo di igienico-sanitario ma di ordine pubblico. Anche di sicurezza, comunque c'è il rischio anche per chi si mette in strada di incontrare questi animali. Esattamente, ripeto, quindi è un problema non solo igienico-sanitario ma anche di ordine pubblico, perché di notte soprattutto vanno verso le isole ecologiche dove trovano il cibo e causano anche degli incidenti. Ad oggi non ne abbiamo avuti, ma mi hanno segnalato grosse problematiche anche di viabilità per questo scorazzare di cinghiali ungulati e caprioli. Che soluzioni si stanno pensando di adottare per limitare anche la presenza di questi animali? Allora, intanto io invito veramente la cittadinanza a non foraggiare i cinghiali, soprattutto nelle zone urbane, quindi io poi sono anche disponibile a emettere un'ordinanza ad hoc, e questa sì perché ci sono le necessità, perché nelle zone urbane i cinghiali non ci devono stare. Ora c'è la questione della peste suina che ha colpito anche la nostra zona, e quindi sono previsti degli abbattimenti più corposi dovuti anche al fatto che questa malattia causa delle problematiche. Vediamo a seguito anche di questo intervento se la situazione sarà migliore rispetto ad oggi.